Pace a tutti, buongiorno fratelli, buongiorno Chiesa, buongiorno amici, buongiorno a chi è qua per la prima volta. Questa mattina volevo condividere, prima di iniziare a dare davvero gloria al nostro Dio, volevo condividere con voi un verso che questa settimana mi ha accompagnato e mi ha fatto molto riflettere. E si trova in Luca 18, al versetto 31, e dice così: «E poi prese con sé i 12 e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al Figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti». Quindi è Gesù che parla ai discepoli. «Perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno». Soffermandomi su queste cose qui ho davvero riflettuto davvero a come il Signore davvero ha passato di tutto. È stato deriso, è stato maltrattato, è stato umiliato, è stato schernito, ne ha vissute di tutte. E ho realizzato che tutto quello che l'ha vissuto, l'ha fatto per me e l'ha fatto per voi, per tutti noi. E questa cosa qua da una parte mi ha rattristato, perché pensavo davvero al Signore quanto ha sofferto per noi, no? E quanto davvero deve essere stato duro prendersi tutto questo peso addosso, un peso che non era suo ma è il nostro. Siamo noi che abbiamo messo il peso addosso al Signore, il nostro peccato, il nostro atteggiamento, quello che ha comunque cambiato i nostri cuori a causa della nostra natura. Ma il Signore, perché il verso non finisce qua, dice così dopo: ma il terzo giorno risusciterà. Allora, questo chiaramente riguarda il passato, ma il Signore è risuscitato ed è vivo. E oggi volevo condividere con voi questa gioia di aver realizzato nel mio cuore il Signore, di averlo accettato come personale salvatore, di seguirlo, di onorarlo, di ubbidirgli. Questo è un incoraggiamento che do anche alla Chiesa, nel davvero fidarsi del Signore, di togliere la polvere che magari c'è anche sulla Bibbia in casa, che magari non prendiamo da tempo, di fare sul serio col Signore, perché per quanto possa essere difficile a volte a causa della pigrizia, a causa di tutte le cose che ci distraggono, perché viviamo in un mondo che è pieno di distrazioni, vuoi i social, vuoi il lavoro, tante cose, ma il Signore è quello che dura in eterno ed è quello che davvero può darci quella serenità nel cuore che tutti noi desideriamo. Perché chi non desidera la pace nel cuore? Chi non desidera risolvere i propri problemi? Il Signore poi dice: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi facciamo noi oggi queste promesse, queste parole che il Signore davvero ha messo nei nostri cuori, ci ha lasciato, e possiamo oggi davvero fargli sentire la nostra voce. Facciamogli sentire la nostra voce, fratelli, perché il nostro Dio è un Dio vivente, ok? Ed è qua, ci ascolta e aspetta che noi gli diamo la giusta lode, la giusta adorazione, quello che Lui si merita, ok? Pace a tutti. Perché io possa perdonare
Grazie, Signore. Grazie. Ancora questa mattina, Signore, noi dichiariamo che a Te appartiene il regno, a Te appartiene la gloria, la potenza, Signore. Signore, vogliamo veramente proclamarlo come una sola voce questa mattina. Signore, Tu sei il Re. Grazie. Benedici questo tempo, Signore. Signore, Tu sei veramente la nostra forza, la nostra luce, colui che ci conduce, Signore. Quindi vogliamo guardare a Te e soltanto a Te, Signore. Benedici ciascuno di noi questa mattina, nel Tuo nome. Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen. Gloria a Te. Tu sei buono e giusto, sei fedele con me. Tu sei sceso dal cielo per vivere come me. Hai sofferto e hai gioito, tu hai pianto con me. Ma ora danzo, sì io danzo. La tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre. Nella debolezza io saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La gioia del Signore è la mia forza è. Ho infinite ragioni per lodare il mio Re. Mi ha protetto e da sempre provveduto per me. Ma di tutte le gioie la più grande sarà che son salvato, io son salvato. La tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre. Nella debolezza io saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La gioia del Signore è la mia forza è. Tu cambi il lutto in danza, le lacrime in festa. Tu scacci la paura e calmi la tempesta. E se mi sento afflitto, io sceglierò di rallegrarmi nel tuo nome. Tu cambi il lutto in danza, le lacrime in festa. Tu scacci la paura e calmi la tempesta. E se mi sento afflitto, io sceglierò di rallegrarmi nel tuo nome. Nel deserto, Tu sei acqua, nella valle, sei la luce, nel dolore, tu sei gioia, sei la gioia, nella malattia, sei guarigione, nella povertà, sei la ricchezza, nella depressione, tu sei gioia, sei la gioia, nel deserto, tu sei acqua, nella valle, sei la luce, nel dolore, tu sei gioia, sei gioia, sei la gioia, nella malattia, sei guarigione, nella povertà, sei la ricchezza, nella depressione, tu sei gioia, tu sei gioia, sei la gioia. La tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre. Nella debolezza io saprò che la gioia del Signore è la mia forza è. La tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre. Nella debolezza io saprò che
sei gioia, sei la gioia, nella malattia, sei guarigione, nella povertà, sei la ricchezza, nella depressione, tu sei gioia, sei la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è. C'è gioia questa mattina nei nostri cuori o no? Alleluia! Quanti sono vivi? Alzate la mano. Gloria a Dio. Non è che ci sono morti, no? Che camminano, abbiamo gli extraterrestri che magari... No, gloria a Dio. Allora questa mattina abbiamo gioia nel lodare il Signore, cosa dite? Amen. Anima mia, benedici l'Eterno, diceva il salmista, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Amen. Quando ci manca qualcosa poi riusciamo a comprendere quando c'è mancata quella cosa, non ce ne accorgevamo nemmeno, e invece poi dopo ce ne accorgiamo che quella cosa magari era importante per noi. Non lasciamo che queste cose avvengano. Questa mattina vogliamo lodare il Signore con tutto il nostro cuore. Se siamo qui questa mattina è per la grazia di Dio. Siete d'accordo? Se siamo venuti qui questa mattina, se abbiamo potuto mettere in moto un'auto, siamo venuti con l'auto, siamo venuti anche a piedi, ma tutto quello che noi abbiamo dobbiamo ringraziare il Signore. Anima mia, benedici l'Eterno. Il salmista parlava con se stesso, sforzava l'anima sua di dire anima mia, benedici l'Eterno, e poi diceva non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità. Quanti sono d'accordo che il Signore salva da tutte le infermità? Poche mani, perché non avete... Io ho avuto tante guarigioni dal Signore. Amen. Anche questa mattina so che il Signore è potente da guarire, da liberare. Se ci credi tu vedrai la gloria di Dio, disse qualcuno, è vero o no? Se tu credi tu vedrai la gloria di Dio. Allora Signore aiutami a credere che questa mattina tu stai passeggiando nel nostro mezzo e che tu puoi toccare le nostre vite, al di là di ogni situazione, al di là di ogni circostanza. Io confido nella tua parola, perché la tua parola lo dice, dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Amen. Io non so dove è Gesù in questo momento, dove sta passeggiando, dove si sta muovendo, però so una cosa, che se tu lo cerchi con tutto il tuo cuore, Lui verrà da te. Lui verrà vicino a te. Magari sentirai anche le mani, qualcosa che ti avvolge. Hai mai sentito mentre lodi il Signore qualcosa che ti ha avvolto? A me è successo tante volte. Ho sentito la sua presenza, non è sceso il pastore a toccarmi, non è venuto un fratello a toccarmi, sentivo la sua presenza vicino a me, perché questo è quello che è realmente la Chiesa dell'Iddio vivente, la presenza di Dio in mezzo alla sua Chiesa. Però tutto questo avviene quando noi lodiamo il Signore con tutto il nostro cuore, perché la sua parola dice che Egli dimora nelle lodi dei Suoi figli, la sua dimora è in mezzo alle lodi. Quindi questa mattina non so quale sia il tuo problema, non so quale sia il tuo pensiero, non so quale sia la cosa che dovrai affrontare. Io voglio dirti questo questa mattina: adoralo, lodalo con tutto il tuo cuore e lascia il tuo bisogno nelle mani del Signore. Amen. Giacobbe prima di incontrare il Signore ha iniziato a svuotarsi, ha passato quel fiume che voleva dire proprio svuotamento e poi è stato grandemente benedetto dal Signore. Svuotiamoci da tutte quelle cose che non permettono di incontrarci con il Signore. Signore, svuotami e riempimi di te. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Voglio sentirvi lodare, Chiesa. Amen. Gloria a Gesù.
principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Ancora Dio grande Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Proclamalo questa mattina, confessa, tutto sei per me, tu sei degno di lode, dillo al Signore, il mio cuore canta, sei grande, dillo al Signore, alleluia, lascia che il nemico ascolta, che tu dici al tuo Signore, Signore sei grande, tutto sei per me, alleluia, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Operare nella tua vita, ci credi? Ci credi che Dio vuole liberarti? Rimani con questa attitudine davanti al Signore, non ti preoccupare. Non pesare il tuo peccato, lascia che sia il Signore a pesare il tuo peccato. Non autoaffliggerti, lascia che sia il Signore a prenderti per mano questa mattina. Egli vuole abbracciarti, Egli vuole farti sentire tutto il suo amore questa mattina. Chiedi a Lui perdono, questo sì. Signore, perdonami, ma sono qui questa mattina consapevole che Tu puoi liberarmi da questo peso che io mi sto portando dentro da tanto tempo. Mentre adoriamo il Signore, alza la tua mano lì dove sei. Lascia che il Signore afferra la tua mano questa mattina. Fratelli, noi celebriamo un culto in spirito e verità.
E il Signore sta cercando tali adoratori, coloro che lo adorano in spirito e verità. Egli è qui in mezzo a noi. Egli potrà in un attimo liberarti da questo peso che hai su di te, che ti sta piegando in due, che non riesci più a portarlo avanti, lo stai nascondendo da tempo, ma il Signore questa mattina è potente da cancellarci da ogni macchia di peccato. Alleluia. Gloria a Gesù. Ora shalabakanda la bassaia. Alleluia. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Hai bisogno di un miracolo questa mattina? Trasforma la mia vita ed il mio stato. Alleluia. Gloria a Gesù. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni,
trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Alleluia. Gloria a Gesù. So che il Signore vuole operare questa mattina. Vuole guarire. Lo sta già facendo. Noi canteremo questo canto adesso. Questo cantico dice: benché i miei occhi non possono vederti, io so che tu sei qui. Benché le mie mani non possono toccarti, ma io so che tu sei qui. Allora forse questa mattina il fratello o la sorella che è vicino a te può prendere la tua mano, perché tu sentirai la presenza del Signore attraverso quel tocco della sorella, del fratello che è vicino a te. Magari girati, metti la tua mano sul fratello, sulla sorella che è vicino a te, perché la Chiesa questo fa quando adoriamo il Signore. Noi siamo di benedizione gli uni per gli altri. Molto può la supplicazione del giusto, la parola ci dice: pregate gli uni per gli altri. Amen. Benché i miei occhi non possono vederti, io so che tu sei qui. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Tu che sei a casa, che mi stai ascoltando in questo momento, io ti chiedo semplicemente di inginocchiarti lì dove sei. Mentre cantiamo questo canto, avvertirai la presenza di Dio vicino a te, la presenza dello Spirito Santo che tocca la tua vita. So che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui, benché i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire. So che tu sei qui e che le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Oh, il mio cuore sente la tua perché tu sei qui, perché tu sei qui, posso sentire la tua maestà, perché tu sei qui, perché tu sei qui, il mio cuore vuole che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire. Io so che tu sei qui, perché le mie mani non possono
che tu sei qui, perché le mie mani non possano toccare Alleluia. il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Bene, adesso rivolgiamoci alla parola di Dio. Questa mattina avete visto il messaggio che... Guardate che è stato molto duro prepararmi questo messaggio, ma veramente, in tanti anni che predico l'Evangelo, tanti anni che predico la parola di Dio, e questo messaggio non sapevo come svilupparlo, davvero, non sapevo proprio come svilupparlo. Stavo andando per una parte, il Signore mi ha portato per un altro. Stavo andando alla parola che crea, creatrice, perché la parola crea, no? La parola di Dio dice che Dio ordinò, Dio comandò, Dio disse sia la luce. In Genesi noi vediamo per ben 9 volte in un capitolo Dio disse sia la luce, Dio disse. Quindi Dio ordina con la bocca e comanda, no? Con la bocca, con la parola. Quindi la parola, perché quando il Signore mi ha dato il messaggio non capivo dove e cosa dovevo fare. Ho detto, Signore, sì, ma cosa? Perché la parola ci sono tante cose, no? E invece poi avevo messo, fai molta attenzione a ciò che dici, perché la parola è creatrice. E la parola è distruttrice. Noi possiamo benedire, ma possiamo anche maledire. Il Signore ci ha detto di non. Grazie Robert. La sai solo tu la Bibbia? Ah, gloria a Dio. Il Signore ci ha detto di non. Ma, benedite, ci sarà un perché. Sapete che le maledizioni colgono, sì? Sapete che parlare male, dire le cose, è terribile? Lo sapete, sì? Bene. Allora, stavo andando verso questa direzione, mentre stavo pensando questo, pensavo anche che poi la parola creatrice che era nella Genesi, ho detto, beh, questa parola poi è stata fatta carne, ci dice Giovanni, ad abitato un tempo fra di voi, pieno di grazia e di verità. Quindi Gesù è la parola che è stata fatta carne e Gesù è una benedizione. Mentre stavo facendo questo, mi ha detto, no, non devi andare da questa parte qui. Devi andare a tutt'altra parte. Signore, dove? Romani, capitolo 12, dal versetto 9. Ci soffermeremo sul versetto 14 in modo particolare. Romani, la lettera ai Romani è una delle migliori lettere, bellissime dell'Apostolo Paolo, parla della salvezza, è qualcosa di eccezionale, molti la studiano. L'avete presa tutti? Romani 12 dal versetto 9. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Sapete cos'è l'ipocrisia, sì? Essere ipocrita, mettere una maschera. Davanti a Dio non possiamo mettere nessuna maschera. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, quando all'onore fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Mamma mia, qui potrei predicare per un giorno intero. Solo su questo verso. Pazienti nell'afflizione. Quanti sono pazienti nell'afflizione? Pazienti nell'afflizione. Wow! Perseveranti nella preghiera, questo peggio ancora. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Questo voglio solo soffermarmi. Voglio dirvi, fratelli, che noi, per grazia di Dio, l'anno scorso abbiamo sostenuto diverse missioni. Abbiamo donato realmente, siamo stati di grande benedizione. Io spero che quest'anno, anche se abbiamo fatto il bilancio, siamo andati 3.000 euro sotto l'anno scorso. Ma spero che quest'anno, per la grazia di Dio, superano ancora, perché vogliamo essere di benedizione. Amen. Dio benedice tutto quello che noi mettiamo nelle sue mani. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite, non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento.
Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili, non siate savi da voi stessi. Giovedì abbiamo trattato proprio questo verso in un'altra scrittura. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Giovedì abbiamo detto che la parola dice abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Abbiamo trattato giovedì, abbiamo condiviso quale sentimento era nella vita di Gesù. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma attenetevi a quelle umili, non siate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Meno male che ha scritto se è possibile. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il... Wow! Che lettera, che meravigliosa lettera. Sapete, il versetto 14, benedite quelli che vi perseguitano e non maledite. Questo insegnamento è molto più forte del contenuto del versetto 19 stesso. Perché il versetto 19 dice: non fate la vostra vendetta, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi il versetto 19 dice effettivamente di non rendere male per male, ma il versetto 14 invece dice qualcosa di più profondo. Il versetto 14 ci comanda addirittura di benedire le persone che ci perseguitano. Perché fino al versetto 19 non fare male a quello che va bene, cercherò di non fargli del male, magari nel mio cuore, se potessi, mamma mia, cosa gli farei, così va bene, ma non glielo faccio male. Ma qua il versetto precedente che noi abbiamo letto ci dice di benedire. Ci comanda addirittura di benedire quelle persone che ci perseguitano. Questo insegnamento è molto simile a quello che Gesù nel Sermone sul Monte contenuto in Matteo 5,44, in cui leggiamo: ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Ascoltate. Notiamo che qui Gesù elenca 3 gruppi di persone: coloro che maledicono, e sappiamo che le parole fanno molto male. Forse tu stai vivendo proprio una situazione del genere perché qualcuno ti ha maledetto. Maledetto sapete cosa vuol dire? Sì. Dire male, parlare male. E questo fa molto male. Coloro che ci odiano, è anche questo. E coloro che ci maltrattano e ci perseguitano. Il Signore prende questi 3 aspetti e ce li presenta. Qui non stiamo parlando di dottrine intellettuali. Qui non sta parlando di dottrine intellettuali. La parola di Dio ci parla delle situazioni in cui noi viviamo. Ed è meraviglioso perché è una guida per noi. Questa è una guida eccellenza. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. È per questo che noi tante volte veniamo meno, cadiamo. Sapete perché? Perché non conosciamo la parola di Dio. A volte anche qualche parola ci entra da qui, ci esce dall'altra parte. Invece dobbiamo lasciare che la parola di Dio che lavori nella nostra vita, che faccia un lavoro. La parola di Dio ci parla delle situazioni in cui viviamo. Credo che noi tutti conosciamo in modo o nell'altro il terribile dolore che si prova quando qualcuno ci considera nemici, o quando qualcuno ci maledice apertamente o di nascosto, o quando qualcuno ci odia, proviamo un dolore ancora peggio. Se poi qualcuno, oltre ad odiarci e a dirci cose brutte, arriva ad agire contro di noi,
maltrattandoci o perseguitandoci, il dolore diventa quasi insopportabile. Siete d'accordo oppure no? Dite un amen. Wow! Gesù capiva tutte queste cose. E perché le capiva? Perché Gesù le ha vissute. Egli ha subito molto più odio, maledizione, ed è stato maltrattato, è stato perseguitato, infinitamente più di quanto dovremmo mai noi subire. Gesù quindi comprendeva pienamente quando noi dobbiamo subire queste cose. Egli sa quanto queste cose ci fanno male, perché l'ha vissuto sulla sua pelle. Matteo 26, 74 dice: allora egli cominciò a maledire e a giurare dicendo: io non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Io non conosco quell'uomo, non l'ho mai visto. Spergiurare, maledire, dire male di Gesù. 3 anni è stato con Gesù. Ne abbiamo parlato proprio in settimana. Pietro, un esempio per tutti quanti gli altri, si sentiva, si credeva chi fosse. Signore, a me mai mi laverai i piedi, a me io sono netto. Proprio lui dovette fare un'esperienza. Simone, che era il suo vecchio nome, si dovette incontrare, Pietro si dovette incontrare con Simone. E tante volte noi ci incontriamo con la nostra natura. E tante volte noi vediamo, e tante volte, non so voi, ma ti sei mai trovato a dire: ma cosa ho fatto? Ma cosa ho detto? Ma perché mi è uscita quella parola? Ti è mai successo? Ti è mai capitato? Non avresti mai pensato che dalla tua bocca stessa uscissero delle parole per maledire? Per maledire. Sapete, nell'Antico Testamento, se andate a vedere le maledizioni, la legge che fu data, chi malediva padre o madre veniva lapidato, veniva ucciso. Tu non maledirai tuo padre, non maledirai tua madre. Noi viviamo in una società oggi che la maledizione verso i genitori è qualcosa di incredibile. Lo assistiamo ogni giorno. Sei maledetta. Io proprio la settimana scorsa ho assistito in un supermercato. Il figlio che dice alla mamma, perché non gli voleva prendere qualcosa: sei maledetta, ti odio, puttana. E io ero là che assistivo. Ma no, vieni qua, mamma non te lo può fare, non te lo può dare. Si è capovolto tutto. Forse un tempo eravamo più... Ne ho parlato proprio la settimana scorsa, non ricordo quando ne ho parlato. Forse un tempo, o i miei tempi, erano un po' diversi. Perché solo se mi rivolgeva a mia mamma dicendo quella, mio padre mi dava una sberla e mi alzava da terra. C'era un rispetto. E ai genitori di mio padre si dava il voi, sentite, papà guardate. Era differente. Oggi forse ci si permette tutto ai figli. I figli hanno un'importanza tale, più del marito e della moglie stessa, perché se c'è un divorzio lì dicono a chi si deve prenderli. Ma non al tuo marito o a tua moglie che ha il 50% del DNA di tuo figlio. Qualcosa si è capovolto. Abbiamo assistito in questi giorni, questo festival, io non ho visto neanche una serata, ma ho sentito quello che è successo, cose vergognose, però è tutto normale, entra nella normalità. Fratelli, la normalità non deve entrare nella Chiesa. Ne abbiamo parlato proprio in settimana, facciamo attenzione. Dio ci ha chiamato a dichiarare il peccato è peccato. Le prime conversioni che sono venute nelle predicazioni, sapete qual era il verbo? Ravvediti, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. C'era il ravvedimento. Non c'è salvezza senza ravvedimento. Perché se io non riconosco di essere un peccatore, non c'è salvezza. Io devo riconoscere di essere un peccatore. Riconosco che ho bisogno della croce di Cristo per salvarmi, perché su quella croce Cristo mi ha salvato. Tutti i miei peccati sono stati lavati dal sangue di Gesù. Chi è capace di fare questo allora? Chi è capace di fare questo? Chi è capace di amare i nemici? Chi è capace di pregare per i nemici?
Se io dovessi dire chi è capace, credo che nessuno di noi alza la mano e dice ma sì, io sono capace, perché non è vero. È una bugia, perché siamo carnali, siamo uomini, siamo umani e quindi è difficile. È difficile quando in modo particolare tocchiamo i figli. Oh mamma mia, a me no, ma i figli mai, ma guarda, a me, così cari. Ma Gesù ci insegna qualcosa di importante. Nella carne non siamo capaci. Però chi è salvato non è solo, ma ha Cristo dentro di sé. E allora ecco che l'Apostolo Paolo dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché Cristo è in me. O sei salvato e hai lasciato che Cristo entra nella tua vita e la tua vita viene trasformata, oppure sei semplicemente un religioso. Ve lo dico chiaro e tondo. Sei un religioso che conosci la religione ma non hai conosciuto Cristo. La religione ti dice di non fare questo, ma non ce la fai, perché la legge nell'Antico Testamento ti dichiarava di fare questo, ma nessuno poteva farlo. Non ce la facevano. Ma se tu invece hai Cristo dentro di te, se noi abbiamo Cristo dentro di noi, Lui ci darà la forza di perdonare anche coloro che ci hanno fatto del male. E l'ho sperimentato sulla mia vita e sono stato grandemente benedetto. È qualcosa di importante. L'insegnamento è ripetuto varie volte, in varie forme, perché è estremamente importante. Noi possiamo vedere nella parola di Dio quante volte il Signore parla di questo. Gesù quante volte tratta questo argomento. Perché? Perché non puoi continuare a vivere come stai vivendo. Perché non possiamo continuare a vivere con malesseri dentro di noi, con odio anche noi, le persone che ci fanno del male. Non possiamo continuare a vivere in questa maniera qui. Quando tu perdoni, sai che il primo a essere liberato sei tu. Lo sai? Quando riesci a perdonare, il primo sei tu. Ogni specie di bestie, leggiamo in Giacomo capitolo 3, versetto 7 e 8, ascoltate. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini, si può domare. Ed è stato domato dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo ed è pieno di veleno mortale. Pensate, siamo riusciti a domare addirittura i serpenti, addirittura qualsiasi animale feroce, anche nello zoo. Voi vedete chi entra nella gabbia dei leoni, chi entra riesce a domare. Non siamo capaci di domare la nostra lingua. Non siamo capaci di fermare la nostra lingua. Però Giacomo non dice che la lingua non può essere domata, dice che l'uomo non può domarla. Però il Signore sì. Il Signore sì. Salmo 39,1. Davide dice: io dicevo, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Metterò un freno nella mia bocca mentre l'empio mi sta davanti. Io dicevo, non voglio peccare con la mia lingua. Metterò un freno davanti alla mia bocca. Ti è mai successo? Ti è mai capitato che devi andare a parlare con qualcuno che ti ha fatto del male e parti con l'idea di non dire niente? Metterò un freno, starò in silenzio, ascolterò, poi quando quello o quella ti dice una cosa, bah! Perché sei andato impreparato. Perché prima di andare ti devi preparare, devi stare ai piedi del Signore. Bah! E allora proprio tiri fuori una catena delle cose, anche del passato, di 4 anni fa. Perché tu 4 anni fa, perché tu 5 anni fa. Perché che è meraviglioso che il Signore perdona e non si ricorda più? Dice la parola di Dio, Egli non si ricorda più. Pensate, colui che ha creato il cervello non si ricorda più dei nostri peccati.
Come allontana il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni ed egli non si ricorderà più dei nostri peccati. Quando noi mettiamo il sangue di Gesù, abbiamo detto tante volte nell'Antico Testamento, i sacrifici che si facevano coprivano il peccato, ma il peccato era sempre sotto, veniva coperto dagli animali. Ma nel Nuovo Testamento, quando Gesù ha dato la sua vita, l'agnello senza peccato, l'agnello che è stato messo su quella croce, attraverso il suo sangue ha cancellato ogni macchia di peccato. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato, quindi l'ha cancellato completamente, non c'è più. È nella tua mente, sempre qui. Perché se tu continui a cadere sullo stesso errore, tu dici sono ancora caduto, ma non c'era più quello precedente. Mi capite? Mi seguite? Perché se no altrimenti invalidiamo il sangue di Gesù. Ma il sangue di Gesù mi ha cancellato da quel peccato precedente. Io ho fatto un nuovo peccato, che sia uguale a quello di prima, ma è nuovo. Non ascoltare mai la voce del diavolo, ascolta bene, perché lui ti accuserà sempre dello stesso. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Sei caduto di nuovo su quel peccato. Hai visto di nuovo quel peccato là? E tu degli in faccia, no, è la prima volta. Una volta andai a casa di un fratello che non veniva più in chiesa. Pastore, io cado sempre sullo stesso errore. Quale errore? Ma tu hai chiesto perdono al Signore? Sì, ieri sera. E allora è nuovo. E il diavolo lo soggiocava. Perché il diavolo sa come fermarti. Il diavolo sa come bloccare la tua vita spirituale. Il suo scopo è quello, lui non ha altro scopo. Quello di bloccarti. Quello di farti sentire inutile, niente. Sei insignificante, non sei capace di niente. Perché Dio ci dice di benedire? Perché Dio dice di benedire le nostre case? Perché Gesù ha detto quando entrate in una casa dite pace a questa casa? Perché noi siamo portatori di pace. Non è che poi quando usciamo vado da Mariano, mamma mia, sapessi quella casa, mi hanno offerto il caffè, i bicchieri erano sporchi, mi ha offerto quest'altra, fatto quest'altra. No. Dio ci ha chiamato a benedire. A benedire. Ieri mattina ero in un supermercato e una signora ha preso della roba da comprare e c'era il bambino. Quanto è bello sto bambino, era meraviglioso, di colore, ma bellissimo. Sono tutti belli i bambini di colore. E allora era lì che guardava, la mamma gli aveva preso un giocattolo. È arrivato a 37 euro era la spesa. Lei ha detto no, mi dispiace. E che cosa ha tolto dalla spesa? Il giocattolo e un deodorante. Ha messo là, ha detto no, mi dispiace. Il bambino ha guardato, mamma, e piangeva. E io stavo mettendo la roba nel mio... Secondo voi andavo a casa? No, mi dispiace, ho aspettato, lei si è mossa, sono andato vicino, senta quanto costa quello, dai soldi, sono corso dietro, il bambino ha detto tieni, il bambino ha guardato la mamma ha detto prendilo. A volte non dobbiamo benedire solo a parole. È facile, Dio benedica, fratello, il Signore ti benedica. Ma tu cicciottello, te ne vai a casa, mangi, e quella a digiuno davanti alle cose, il Signore ti benedica. Apri il frigorifero, il Signore ti benedica. Fratelli, noi siamo la Chiesa del Signore, o la smettiamo o no? Venire in chiesa e fare i santi non ti servirà a nulla. Perché prima o dopo tu da qua te ne andrai e andrai lì. Io prima o dopo qua lascerò e andrò davanti a colui che mi dirà bene hai fatto servo mio, non bravo pastore, non bravo evangelista, non bravo predicatore, non bravo, bene hai fatto servo mio. Entra nella casa del Padre mio. Non vorrei mai sentirmi fuori da quella porta. Ma Signore, ho predicato. Ma non so quanti sermoni ho fatto. Io la prima volta che ho predicato avevo 16 anni, ne ho 64.
Quanti sermoni, quante predicazioni, quanti studi, a quante persone ho cercato di... Non serve a niente. Non serve a niente. Matteo 15,11, non quello che entra dalla bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca è ciò che contamina l'uomo. C'erano quelli che mangiavano, andavano alle sacre, mangiavano la carne, no, sacrificata agli idoli, e allora c'era Pietro, diceva, no, io non mangerò mai la carne sacrificata. L'Apostolo Paolo dovette intervenire e dire, guarda che non è peccato quello che entra dalla bocca, è peccato quello che esce dalla bocca. Benedici tutto quello che ti mettono davanti, a meno che quella persona che è davanti a te non si scandalizza. Allora tu, per non scandalizzare lei, lo lasci lì. Avete mai invitato qualcuno dentro da voi, un musulmano, qualcuno che magari vi sta vendendo qualcosa fuori dalla porta, e dici vieni dentro che ti offro un panino? È mai successo? Sì, io una volta gli volevo offrire un panino col salame. Loro non mangiano il maiale. La ringrazio. Perdonami. È mia colpa. È mia colpa. Formaggio? Formaggio sì. Salmo 34, versetto 13. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogna. Trattieni la tua lingua dal male. Proverbi 18, 21. Questo è potente. Questo è potente. Perché è una dichiarazione vera, veritiera. E io l'ho vissuto sulla mia pelle, cioè come pastore, ho visto. Dice, morte e vita sono in potere della lingua. Morte e vita sono in potere della lingua. Ho conosciuto tante persone che ancora oggi, sicuramente qualcuno di voi si rispecchia in questo, che un genitore ha detto non vali niente, non sei capace a fare niente, non sei bravo per niente. Una mamma, un papà gli ha continuato a dire non sei capace, non sei bravo, non vali niente. Invece il figlio della signora vicina è sempre più bravo. Ma tu mai niente. E sei cresciuto così. E quello ha iniziato a entrare nella tua psiche, ha iniziato a lavorare e ti senti un nulla, incapace, mentre invece hai delle qualità incredibili. Il Signore ci dice di non maledire i nostri figli, ma di benedire. Anche se sono difficili, caratteri difficili. Ogni tanto, ascoltami, abbraccialo, abbracciate i vostri figli. A me mi è mancato l'abbraccio da mio padre, da mia madre, perché mio padre quando ha avuto me aveva 56 anni, molto anziano, l'ultimo di 13 figli. Potete immaginare, chi ha cresciuto me è stato mia sorella più grande, mio fratello. E mi è mancato. E quando papà, prima di morire, prima di andare con il Signore, io gliel'ho scritto, ero qua, e gli ho scritto tutto, mi sono aperto, ho detto papà non mi ha mai detto, e non mi ha neanche chiamato per nome mai. Mi chiamava come qui in Veneto, si dice, boccia, vieni qua. Mio padre dice, voglio, vieni qua. E invece volevo sentirmi dire, Giovanni, vieni qua, papà ti vuole bene. Ma gliel'ho scritto. E lui era sul letto, stava per morire. Mi ha scritto una bellissima lettera e mi ha detto ti chiedo perdono. Papà ti chiede perdono. Sono cose che rimangono dentro, sono cose che te le porti dietro tutto il tempo e solo il Signore può. Romani capitolo 8 versetto 6. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Quindi quando noi stiamo per dire qualcosa lasciamo che lo Spirito Santo controlla la nostra mente, altrimenti produce morte, perché vita e morte sono in potere della lingua. Il Signore è l'Eterno, dice Isaia 54, il Signore l'Eterno mi ha dato una lingua dei discepoli che sappia sostenere con la parola lo stanco.
Dio quando ci ha chiamato ci ha dato un dono a tutti quanti noi, non al pastore, agli anziani, a tutti quanti noi. Sapete qual è questo dono della riconciliazione? Ma ci ha dato il dono di sostenere quello che è vicino a te, perché devono vedere Gesù attraverso di te. Come possono vedere il Signore? Lo vedono attraverso di te, lo vedono al lavoro, lo vedono a scuola quando tu parli, lo vede quello che dici, lo vede mentre gli altri sono arrabbiati e tu in quel momento porti pace e dici: calma ragazzi, non vergognarti anche di fare una preghiera, non vergognarti nel luogo di lavoro dove sei prima di mangiare, di chiudere gli occhi e pregare, non ti preoccupare, non ti vergognare. Ci sono altre cose che ci dobbiamo vergognare, ma non di fare una preghiera apertamente. Quando sono stato a trovare Anna, Anna è a casa adesso, in ospedale, c'erano 2 signore nella camera con lei, dice: pastore, facciamo una preghiera. Altro che facciamo una preghiera? Mi ha sentito tutto l'ospedale, mi ha sentito. Vicini, quelli dietro, quelli davanti, tanto fa che me ne vado, che mi importa. Ma voglio farvi vedere una cosa. Questa mattina il Signore mi ha dato questo passo ieri e io non sapevo che questo passo è stato letto in modo particolare. Romani capitolo 12 è stato letto in una scuola. E guardate che cosa è successo. È stato letto la settimana in settimana. Io l'ho letto stamattina. Guardate cosa succede. C'è in italiano? Sì, io l'ho preso, non sapevo leggere l'inglese, come posso leggere? Chi legge l'inglese? Tanti di voi, no? Ah, il francese? Abbiamo un francese? Georgette, dove sei? Vieni qui, Georgette. Traducicelo. Vieni qua, vieni qui, vieni vicino, vieni vicino. Un risveglio spirituale è esploso all'Università di Asbury, nel Kentucky. La cappella è stata scoperta dopo un sermone. Ho il cuore che batte forte. È un sermone che è stato dato su Romani 12. Tanti numerosi studenti sono stati toccati. A partire dalle 13 gli studenti hanno iniziato a pregare e gli studenti erano ancora là all'1 del mattino. Altri college mandano dei studenti per vedere quello che sta succedendo. Il posto è stato inondato e abbiamo detto che dei bus pieni di studenti si dirigevano in quella direzione. L'atmosfera era carica della presenza di Dio. Delle vite sono gloriosamente trasformate e altri sono stati salvati e restaurati. In tutto questo Gesù è stato glorificato. Preghiamo perché questo movimento di Dio sia toccato alle nazioni. Gloria a Dio! Amen. Capite cosa è successo? Un professore ha preso la Bibbia e ha iniziato a leggere Romani capitolo 12 e sta ancora il risveglio lì, non è mai finito. Persone da tutte le parti stanno raggiungendo quel luogo dove c'è un risveglio. Vi esorto, ascoltate bene, Romani 12, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente e santo, accettevole a Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Dio sta chiamando un popolo, Dio sta parlando al cuore, Dio vuole che la sua parola venga predicata perché è l'unica che può cambiare la società. Miriadi di giovani che sono in problemi mentali, attacchi di panico, quello che sta succedendo, quello che noi stiamo vedendo, la parola di Dio viene predicata, annunciata e porta salvezza e guarigione. Amen. E allora il Signore ce lo sta dicendo più volte: chi è santo si santifica sempre di più. Abbiamo bisogno di andare ai piedi del Signore e dire: Signore, salvaci, Signore, usati di me in questo tempo, fa che io sia uno strumento nelle tue mani. Non mi accontento di venire al culto la domenica, io mi accontento, Signore, di essere strumento nelle tue mani per il mio collega, per la mia collega, per il mio vicino che magari è in panico, è in paura, sta vivendo una situazione difficile, perché solo tu puoi calmare il cuore, solo tu puoi dare pace. E Dio sta chiamando, fratelli, io credo che quest'anno il Signore farà cose meravigliose, incredibili, perché lo stiamo cercando con tutto il nostro cuore. Guardate, io non ho sospeso il giovedì, ho trattato qualcosa perché era importante ciò che lo Spirito Santo mi dice alla Chiesa di trattare, ma so che al giovedì non ci siete in tanti e mi dispiace perché avete perso uno studio importante, bello, che toccava i cuori. Però il Signore ci sta parlando dalla domenica al martedì, al giovedì, sta parlando al nostro cuore, sta parlando come Chiesa. Chiesa, vogliamo fare la differenza nella società? Vogliamo essere differenti? Dio ha chiamato te, Dio ha scelto te, ti ha scelto. Non vederti come ti vedi tu, guardati come ti vede Gesù, guardati come ti vede il Signore. Egli ti vede meraviglioso, stupendo, perché non è ancora apparso quello che tu sarai, ma un giorno sarai simile a Lui. Amen. Ecco, adesso io ho terminato, ho concluso e devo chiamare qui adesso, concluso lo studio, il messaggio della parola di Dio, devo chiamare Marco e Mirella, non so se volete venire tutti e due o solo Marco, non lo so se volete venire voi due perché vogliono dire qualcosa alla Chiesa del Signore. Gloria a Gesù. Allora, fratelli, c'è un vecchio proverbio, di qua, così va bene? Un vecchio proverbio che è anche attuale, che dice che le vie del Signore sono infinite, no? E, questo per dirvi che cosa? Che noi siamo 5 anni che frequentiamo questa comunità e ne siamo felici di averne fatto parte, ma la nostra avventura qua termina perché il Signore ci ha fatto comprendere che ha altri progetti per noi e quindi volevamo ringraziare questa comunità per questi 5 anni passati insieme. Abbiamo pianto insieme, abbiamo sorriso insieme, è stato di grande edificazione per noi, di crescita. Chiaramente non è un addio, assolutamente. Però ci sembrava opportuno salutarvi e benedirvi e dire ci vediamo e niente di più. Ok, tu vuoi dire qualcosa? Amore, vuoi dire qualcosa? Hai già detto tutto. Ok, perfetto. Ok, allora come vi dicevo, come vi ho detto anche altre volte, è importante quando qualcuno prende una decisione di non stare più con noi, di avere un'altra visione, un'altra chiamata da parte di Dio, un altro servizio, un altro compito. È importante che saluti la Chiesa. È importante. Avete sentito? E coloro che non sono presenti, c'è una registrazione che parla, sono stati bene, sono stati contenti, sono stati edificati. 5 anni abbiamo visto i ragazzini nascere, crescere, abbiamo battezzato anche suo figlio e quindi sicuramente hanno dato tanto per noi, sono stati di incoraggiamento anche per tanti di voi, però quello che voglio dirvi, che è importante questo, è importantissimo. Io gliel'ho detto anche ieri sera quando l'abbiamo saputo. Gli ho detto, ragazzi, noi vi benediciamo, abbiamo pregato. Vero Marco? Abbiamo pregato che il Signore li benedica, li accompagni, li protegga. Però ho detto, ricordatevi che qui la porta è sempre aperta. Sempre aperta. Siamo sempre pronti ad accogliere e abbracciare.
Purtroppo tante volte in 22, in 23 anni abbiamo visto qualcuno, il Signore mi ha detto, poi alla fine ha capito che non era così, ma non ha avuto il coraggio di tornare. Invece altri hanno avuto il coraggio di ritornare e hanno trovato me sempre con le braccia aperte. Questo ve lo posso testimoniare. Non ho mai detto, hai visto? No. Ho dato libertà, perché se Dio l'ha chiamato realmente, chi li può fermare? Chi li può fermare? Anzi, noi dobbiamo solo pregare che Dio li benedica, perché sono certo, e questo ve lo posso dire, che loro pregheranno per noi. Che loro pregheranno per noi. Pregheranno per la Chiesa, pregheranno per i fratelli. La Chiesa è così. Ci sono fratelli che rimangono, fratelli che escono, fratelli che arrivano nuovi, persone nuove che arrivano. Questa è la locanda. È così. Noi dobbiamo prenderci cura, dobbiamo amarli, dobbiamo incoraggiarli e anche ogni volta una telefonata. Marco, come stai? Come state? Come va? Loro sono sempre stati ospitali, quello sì. Si mangia bene a casa loro. Perciò non ci sono più andato. No, va bene. Però io vorrei anche adesso, insieme con la Chiesa, pregare per loro e benedirli. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Marco, venite qui davanti. Gloria a te. Gloria al tuo nome. È così che si fa, sapete? Si saluta la Chiesa. Gloria al tuo nome, Signore Dio e Padre Santo. Sì, venite, diagoni, il consiglio, venite. Ah, i figli, ok, va bene, avevo capito. Ah, sono dentro i ragazzi. Quanti sono dispiaciuti? Oh mamma, guarda le mani. Sono dispiaciuti. Pagheranno il prezzo. Gloria a Dio. Vogliamo ricordarci di tutte le cose che abbiamo fatto insieme nel servire il Signore. Alleluia a te, Signore. Alleluia. Aspettiamo gli adolescenti. Fra poco arrivano. Arriva. Gloria a Gesù. Ehi, guardate che non stanno andando a morte. Cioè, non sono che li stiamo mandando in guerra. No. Poi se il Signore gli ha parlato vuol dire che ha una benedizione per la loro vita, no? Siete d'accordo? Quindi noi dobbiamo benedire. Alleluia, abbiamo appena sentito. Benedite. Amen. Eccolo là. Ecco il giovanotto. Gloria a Dio. Alleluia, stendete le vostre mani, Padre. Noi ti ringraziamo per questa famiglia, Signore. Signore, ti ringraziamo per come tu li hai tirati fuori dal fango e li hai seduti nei luoghi celesti. Signore, grazie per le benedizioni che hanno potuto dare in mezzo a noi. Signore, siamo certi che tu continuerai a benedire le loro vite. Signore, io ti chiedo che Marco, in qualità di pastore della sua casa, possa avere l'orecchio attento alla voce del tuo grido, Signore. Signore, rendilo sensibile per essere di benedizione per la casa. Mirella, Signore, come moglie, come madre, benedicila, Signore. Usali per la tua gloria. Dovunque loro andranno, Signore, che possono essere di benedizione. Vogliamo sentire solo cose meravigliose, solo cose belle, Signore. Allontana, Signore, qualsiasi cosa che possa in qualche modo ostacolare il loro cammino davanti a te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Amen.